La Marghera de Via Brandis. A Turin, al numero 29 de Via Brandis, hai un negociat Citu, che adesso è diventata un'agenzia d'assicurazione. L'indrinta, fino a pochissimi anni andare, es vendia light e formaggio. Insieme alla portina era scritto Latteria Viano Virginio, ma per tutti era la bottega di Marghè, Giulia e Ginio. Belle quando era ancora aperta, a Turin, tutte le botteghe del genere si chiamavano già latterie, ma quella era restata al negozio del Marghè. Tutti invece da dire «I vado a Catellite», a disio «I vado da Giulia». I due Marghè erano lì da sempre, tanto che i miei nonno, Nina e Pinot, che stasero in via Brandis al numero 10 da quando ero mariate l'ottobre del 1924, e che contavo quando che la barriera di Milano era tutti pra, a savio non a di se ero arrivato a Turin prima loro da Salasc o i Marghè da Arameng. Contava con mia nonna che era stai in tempo, quando che Berta affilava, che le bestie parlavano tra loro. Antl'ora era non tanta delinquenza parei d'anchei, diceva nonna Nina, e i palos alle neanche guardai su tanto il portafeuille, ma piuttosto la panza, che era su ens veida. Per carie, un po' capì la situazione, diceva, l'unica roba che non l'avia mai da manca era la bisogno, perché con lì nos giurgeteme annavio tutti finché mai. Tra tutta sta delinquenza del brusacher, i più birichini a tutta la canaia ero senz'altro la volpe e il leu. Ste povere bestie ero cotan balose perché astruavo il più delle volte con la panza che toccava la schina, tant che l'era veida. Vis che doveia travagliare a ne parlava nen, all'avio mai l'ombra d'un pica in saccoccia e parei andasio su ens alla maroda insieme. Una bella sera, sti due farinei all'avio deciduto d'andare a mangiare da Giulia. Ero belle stufe, bella salada e cusota, intiorta delle base da stura, perché sta verdura ai piacia proprio poco. Come diceva su ens la volpe, con aria chica la salunga, tra tutta l'ortaia, la mei è la pulaia. Ma la pulaia era neanche più vesa del cielo. Con le 3 o 4 galline che era per l'ingir in quelle povere casine, nessuno non a tai da sapere. A sto mi vedo. E ero sempre che die a vista da una maniga di cagnas brut come la notte e gram come la tus. La volpa diceva, si più ma non fe cure i cavalli, fuma troteiaso. E lui, giusto, ma cosa vuol dire? Si più ma non mangia pitu e capon, contentumse del latte e formaggio, sempre mei che spinasse articioc, minna i belle prutta e la testa i verme. Et comì? Basta, ande per erbe. Se l'uma non a cicin, anduma a gratei tu men. Et las vedu che sa et comì pro erbe. Parei, faita in girota intorno alla casina della culetta, ma colai era poco da rusie, pena faita scura, passando a cai tabac e poi a San Gaetan, all'ampiaciù da via Brandis. Arrivata annanzi al negozio Giulia, era piena noite, e la volpe alle buttasse a controllare che tutta fosse tranquilla. «Cot fase, stupida?» ai diceva a lui. «Cot nos bat? Se anche hai fissa che i dun, noi siamo tra due, e giù, e fort!»
e insomma bun a passeila a chi che sia. Jo mo son furb, a tu che stai attent. Ma fanen rie, ti c'es la volpe perché ti... E all'endaita la porta per intrè. Ma all'era sarà... Pröva e pröva, pussa e tira, ma la porta sdurbia nen. La volpe, dall'altra parte della strada, guardava con una frisa di compassione col biovo d'un suo sumà. Ma quando che l'altra l'encamminava a fe tropciadel, alla correva a fermelo. Piantla lì, gadan! Sale sarà, ciao! Cosa ve le fe? Te svia tutta la barriera? E passeremo da lì. E alla mostraia in bec, grosso come una cusa, con una ventola azzurra alla porta, che serviva a far passare l'aria al negozio. Desmontà la ventola, a son infilasse in drinta, prima un, poi l'altro. Robe da mat. Anche la bottega era tut long che speldisse. Tu me tu min, laita, formaggin. Alleu, alla via attacca subito con una forma di fontina. Alla berlicava come fosse un tocca di regulizia e alla basava come fosse l'amorosa. La volpe alla via trovava un sigillino di mascarpone. Appucciava i dì e poi acciucciava tutta contenta. Ma ogni tanto tornava a rampier sulla porta, s'infilava in tal beccia della ventola, sortia e poi entrava tornando drinta, tacca il sigillino a mangiare. Ha diso che c'è stan furba? Ma e c'è smagna stupida, disi a lui. Che dovete a scanucce là fora? Per nentem che arriva niun, pensa un pinite la panza, che chissà quando in capita tornano a fe parei. E giù, un mordione a drobiola. Ma la volpe assaggiava un tocca burgo, allapava un pan ad bur, poi andasia a sorte dal bec e torna entrava più impresa che podia. Quando l'encamminava gonfieia la panza e che l'incursiuse che passava giusta attraverso il partus alla piantali da mangiare. Basta, anduma via, che poi riesuma pinen a sorte. Ma sta un po' ciuto, stupida, fasia l'altro. Figuronse sembra un paio da sparadis. Allora, per rivere a pied roba in cima a una stagiera troppo alta, all'era montare in cima a 2 o 3 forme di parmigiano. Butà un pe troppo in brua, all'era un cammino a rubate, parei alle tenesse da carripian e all'endai giù tiranze da pres tutta la mercanzia, fasando un rabel dal boia. Piant la litveccia del cretin, alla baulaia la volpe. Il socio alla compatia. Ma chi vuole consenta a stura della noit? Bella misa, invece da ciameme si son fame mal. Ma savia nen a lui che i 2 marghè al pit le volte a dormire la stanziot da re con la portina ad bos da fianco al bancone. A un bel momento la portina le spalancase e alle sortie Ginio con un randela in mano. Alla via sentì il burdel che l'avia fatto col ladder quando l'era crollata per terra con tutta la scaffalatura e adesso alla via la faccia a cul che l'ha una gran voglia da scegliere qualche schina. La volpe, appena che l'ha visto, alle infilasse in tal beccia azzurra della porta e antinamen alle sparì all'esta come una fusetta. E con lui, con un gran salto, alle campasse a testa prima in col pertus, ma boia faus. Quando le stai tura te fe passare la panza, alle incursiuse che l'era troppo piena e che l'era diventata molto ben più larga dal passaggio. Alle resta lassù, zura della portina, a penduiun, testa fora e cu andrinta. Pena che Ginio alle arrivai a tir, all'encamminan l'ardelo in le ciappe con il bastun con tutta la forza che l'avia. Volpe, andò che c'è andaita, criava lui da lassù. Venme giù te, tirme giù da belesì,
traditrice, schifosa! Ma la volpe lo sentia pinena sicura, chissà dove che era già arrivata. E Ginio da re appatlava, abbattia, appistava tutto l'on che podia. Basta, a un bel moment alle sentisse un gran colpo. Al bastone all'era scciappasse. Ma in stess tempo al leu alle finalmente riesciuto a passare al böc e alle volà giù in terra, lasciando una mesa dosena dentro al marciapè. Alle scappà via picca impresa, anche se gli faceva male il dare per le patele, la biocca per la botta al marciapè e la panza, che era piena come un tamburo. La volpe, che bin da distant all'avia visto tutto l'ambaradan, all'han camminà preoccupese, an vedendo al leu a venire incontro a soppe e sagnolent. Alle campasse in tambusson at Cornelin e sbergnacandi e strafugnandosi addosso, alle imbardasse in una maniera che smiava tutta feria. Quando il leu alle rivaie tacca, alla fai per voleie a col. «Il l'attlengitame! Adesso vede che pas manchi fasu, pareit la capisse, ed n'a pas un frac!» Ma la volpe alla gnanca la salu finì. Alle sortia dant l'ombra, tutta göba, ampiurand. «Aia mi, coit cărde, alla ciapamet comi, guarda come chi sagno. E riesu gnanca pia marcè, che mal fiei!» Antant al marghè campa via il baston rot, alla via piana ramassa e all'era sortita in bottega tutt'aut che pasia. E subito al leu «Scappoma impresa, curmac, s'anciappa stavolta in massa!» «No, e riesu nen», a s'angiutia con la bugiarda. «Vatti, salte, lasme sì!» Parei all'endaita finì che col fulatun dan leu alle cariasse la volpa le spalle e alla portala via peis, belle tuzza cagnà come calera. L'altra, scanucciando le spalle dal leu, alla via vist che Ginio ai la fasia nen a ciapeie, ma dal momento che la posizione era comoda e riposanta, ai disia «Dai, bugia, girte nen andare, fan presa canciapa!» E intanto cantava «Ling lang, al Malavia porta il san, ling lang, al Malavia porta il san». Por buric dan leu, che vita grama per due boccon a drubiola.